La ringhiera è caduta e scivolata giù assieme ad una porzione di terreno e le transenne collocate da Palazzo dei Giganti segnalano il pericolo. Interdetto anche il transito. Siamo a Monserrato, frazione di Agrigento. Questa è la via Favignana. Il costone sottostante è frenato ulteriormente dopo le ultime abbondanti piogge delle settimane scorse. Un'emergenza che si trascina da anni con i residenti del vicino palazzo che temono per la sicurezza. Un po' di paura ce l'abbiamo avuto perché abbiamo sentito il tonfo della ringhiera, i massi che cadevano là sotto, diciamo tutto. Ci siamo un po' preoccupati. Ora vediamo, speriamo, corre ancora acqua, però non sappiamo. Secondo me è acqua di casa, diciamo, potabile. Speriamo che si interessano pure anche su questo. Ci siamo 8 famiglie, tra cui c'è 2 o 3 che sono malati, che sono anziani, 80 anni, 85. E poi i bambini, ci sono ragazzi piccoli che vanno a scuola elementare. E un disagio c'è. Ci tocca anche stare attenti se passano i ragazzi, qualcuno va a finire là sotto. Il caso via Favignana è scoppiato 5 anni fa. A segnalarlo oggi, come allora, il consigliere comunale Marco Vullo, che torna a farsi sentire e ad invocare urgenti interventi per la messa in sicurezza del costone. Io avevo scritto a tutti coloro che fanno parte di questa vicenda, quindi al sindaco, all'ingegnere capo, al genio civile, all'ARTA, avevo scritto anche al prefetto. Io a giorni chiederò un incontro al signor prefetto perché voglio capire lui che tipo di spinta può dare rispetto a questa vicenda. So che gli uffici si stanno attivando, stanno facendo dei sopralluoghi, stanno controllando attentamente quale sia il problema relativo ad una copiosa fuoriuscita d'acqua, quindi anche la questione del gestore privato e quindi dirigenti acque. Però la gente aspetta, sta andando a fare, diciamo, il primo compleanno, il primo mese dall'ultimo evento che si è verificato franoso qui in via Favignana. Bisogna capire chi metterà i soldi e in che modo e quali tipo di interventi verranno fatti. E in tema di sicurezza Monserrato non è certamente messo bene. Le strade sono un colabrodo, buche, avvallamenti, dossi, piedi che sprofondano. Siamo in una delle arterie principali che portano alla chiesa di San Lorenzo. Dove abito io, anzi 2 giorni ci vuole l'elicottero per andare a casa, perché non si può più passare. Ci sono i muri per terra, buchi che ci dà un bricioletto. Questa è la situazione. Lo faccio vedere al signor sindaco, a tutto il comune. La questione di Monserrato, della zona della chiesa, è una vicenda gravissima. Ogni giorno ci ritroviamo ad avere incidenti stradali. Abbiamo compreso che il finanziamento del quartiere Villa Seta Monserrato forse non arriverà mai. Io l'appello che faccio all'assessore al ramo e al sindaco è quello di far sì che vengano fatti degli interventi tampone momentaneamente.